E ti ho fatto dot napolitano che fra poco è Pasqua. Il tortano napoletano. Lo faccio mangiare prima. Zia Teresa, buongiorno. Poi sabato, buongiorno. Allora, se vedo bene, salumi misti, uova, che stessa essere anzogna. Anzogna. State facendo torta. Ah, già fatto dot, no. Stiamo sotto Pasqua. Sta vicino a Pasqua. Però so una cosa mancante. Perché ieri sera mi ci fatto l'impasto e tu non ci stai qua e l'hai fatta per me. Perché ci vuole una nottata per crescere. Avete già fatto l'impasto? Però posso dire che la dose che ho messo, ho usato un chilo di farina, mezzo lievito di birra, 500 grammi d'acqua, 20 grammi di sale e un cucchiaino di zucchero. Andiamo a mettere tutte quelle azogne che sta dentro. E l'avete fatto crescere per una notte, Tutto coperto. Tutto annottato, guarda come è cresciuto bello, vai. Zia Teresa, io ho un debole per il tortano. Ti piace? Mi piace tantissimo. Farina sul tavolo, Sì, lo so. se no si attacca. Sì. Questa è una ricetta che amo fa tutto l'anno. Sì. Lo vuole la tradizione. Solo che sta una cosa che mi sento male. Io non posso mangiare. Non potete mangiare, zia Teresa? Oh. Allora facciamo una cosa, ma mangi per buio. Ecco qua. Ecco, abbiamo preso l'impasto. E ora lo stendiamo. Andiamo a stendere il nostro impasto con un Basta, visto che mattarello. non- Il mattarello napoletano, questo è un mozzarella. Con mozzarella e napolitana. Allora mettiamo Anzogna, Anzogna. mani pulite e si fa tutto così in mano. mani. Ecco qua. Guardate, anzogna, anzogna. Va bene l'olio, va Guarda bene che bello, tutto. guarda. Ma anzogna Che e se azzogni, anzogna. che se azzogni, E zia Teresa. è già prima mi ospitale, le la fa e non l'hanno fatto più. E l'hanno fatto troppo, zia Teresa. Ecco qua. Che poi si mangia freddo il tortano, però già dici la verità. A me piace cavolo, cavolo. a me piace cavolo. O pepe ci vuole. Pepe, O pepe ci vuole. Una bella manata i pecorini. pecorino alla mano. Ecco qua. Andiamo a sistemare un po'. E ora mettiamo tutti i E salumi. questi sono la parte più bella. Ecco qua. I salumi misti. Qui cosa c'è? Zia Teresa, pancetta. Pancette, salame, e cicola, formaggio, Un po' di tutto, un po' di di tutto. Belle chino, guardate. le uova. Non possono mancare nemmeno. Questi No? prodotti non casati, ci vuole l'uova a coppa. Invece noi mettiamo l'uova in. A me piace che essere torte, mi sapete, perché l'uovo le chiappava a mucco quando avevo molti. Ecco qua. Questa è la ricetta tipica, la classica, vicino. Sì, sì. Perché vanno bene le ricette nuove, però si deve rispettare pure la tradizione. La tradizione. È importante, Le da cose me- antiche non sbagliano mai. Guardate quante uova sta mettendo zia Teresa. Ecco qua. Ecco qua. Mettiamo un po' che sono in uno, vedi? Ma Passiamo la sugna nel ruoto. Sì. A questo intazzeccato, zia Teresa. No. Andiamo a chiuderlo, zia Teresa? Sì, ecco Eccolo qua. Opla. Guardate con quanta facilità zia Teresa io questo torto, no? Guardate. Ecco. Tanti anni di torta. L'avete fatto 200 torte in vita vostra, zia Io Teresa? so. Non te lo so dire. Questa è una creatura, non è una torta. Il bambino di zia Teresa. Ecco qua. Vedi? Andiamo a chiuderlo bene. Sì, so esce la roba in. Piano piano. Ecco qua. Il nostro tortano è pronto per essere infornato. Sì, Non abbiamo fatto il video perché ho dato una mano a zia Teresa a metterlo nel vuoto. sì, lo so piccino non te la sei cadita. Ecco qua. Un po' di sugna sopra. Sì. Ah, Salvatore, andiamo nel forno. Già ci abbiamo appicciato il forno. A quanti gradi? 180, ma penso per 40-50 minuti. Proprio prima voi. Ah, voi. Però io metto prima sotto, faccio così prima poco sotto. E poi lo spostiamo in mezzo? Sì, sì. Ok, Ecco. prima sotto. Ci vediamo tra poco, zia Teresa. Fra un'ora ci vediamo, va bene? Ci rimane a poco allora. Ok. Non è che a mangiare belle cavate cavate. Bello, capo. Zia Teresa, tortano pronto? Ok, ecco qua. E che odore, zia Teresa, e com'è bella. Vedi? Ecco qua. Zia Teresa, andiamo a girare il nostro tortano. Ecco qua. Vediamo. Ecco qua. Opla. Zia Teresa, andiamo a tagliare il nostro tortano. Ecco qua, Salvatore. Fate vedere dentro com'è. Guarda che roba, guarda Wow, che zia stai. Teresa, pieno di roba. Guarda. Bellissimo. Salvatore, e ti ho fatto dot napolitano che fra poco è Pasqua. Il tortano Lo napoletano. faccio mangiare prima. Favoriti, che ho verbo consolato.